Denunciano una situazione gravissima di carenza di mezzi i vigili del fuoco del sindacato USB che sono scesi in strada invadendo uno degli incroci più trafficati di Padova, il famoso fagiolo della Stanga, con megafoni e bandiere per far sentire forte e chiaro alla città la gravità di una situazione che, dicono, sta letteralmente collassando. Noi siamo qui oggi in piazza per ricordare ai cittadini che ogni qualvolta si compone il 115, dall'altra parte chi risponde è il pareggio di bilancio. Che vuol dire risponde il pareggio di bilancio? Vuol dire che ci sono i mezzi più vecchi d'Europa, vuol dire che arrivano i vigili del fuoco che sono gli unici lavoratori che non hanno l'INAIL, vuol dire che nel Veneto si traduce che dagli anni 90 a oggi non è stata assunta una sola persona in più. Ecco come si traduce. Pochi giorni fa, proprio qui a Padova, per riuscire a fare il soccorso, visto che c'è stato il grande problema della revisione dei mezzi, abbiamo dovuto raccattare i mezzi in tutto il Veneto per poter permetterci di fare la partenza a Padova. USB Vigili del Fuoco di Padova e del Veneto chiede una riclassificazione di tutti i comandi. Questo comporterebbe un aumento dell'organico e una sostituzione di mezzi più vecchi. Come ha detto il collega, abbiamo mezzi di 30 anni di servizio. Che si fermano per strada, è successo anche un paio di volte ultimamente che prestando il soccorso il mezzo si è fermato e è dovuta uscire una nuova squadra rallentando i tempi di intervento. Molteplici sono le volte in cui dobbiamo mobilitare il distaccamento più lontano per andare a fare soccorso. E noi chiediamo, a partire dal ministro nostro, che convochi immediatamente un tavolo a livello centrale e a livello regionale che il Presidente della Regione si prenda le proprie responsabilità e convochi i Vigili del Fuoco per cominciare a dialogare e fare di questo paese un paese finalmente dove il soccorso pubblico ritorna un fiore all'occhiello.